nessuno ci può dire con che simbolo dobbiamo correre, questo noi abbiamo il simbolo di Forza Italia, come ho sempre detto ci sarà una lista di Forza Italia che correrà per il Comune di Padova e il mio auspicio e il mio lavoro è sempre perché questo possa essere nell'alleanza di centrodestra che ha già conquistato Padova e che governa la Regione Veneto. Al lavoro per risanare il rapporto tra Forza Italia e Lega dopo la caduta di Bitonci, il commissario forzista Adriano Paroli commenta così le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ieri aveva annunciato che in Veneto si dovrà correre con liste senza simboli di Forza Italia alle prossime comunali. Siamo tutti consapevoli che quello che è accaduto a Padova sia stato grave. Un segnale Forza Italia l'ha già dato con l'espulsione di 2 ex consiglieri comunali, Bianzale e Pasqualetto, che firmarono le dimissioni che portarono alla caduta di Bitonci, ma per la Lega forse non è abbastanza. Non è un momento di allegria e piacevole per il partito, un momento in cui comunque c'è l'espulsione di 2 consiglieri comunali. Però è un momento in cui era giusto fare chiarezza. Nella nota Salvini precisava inoltre che nelle eventuali liste civiche di Forza Italia non ci sarebbero dovuti essere i nomi di chi aveva partecipato alle gestioni precedenti, ma per il commissario Paroli non è in discussione la possibilità di ricandidare chi si è dimostrato leale con la Lega. Non è neanche, non è in predicato il fatto che si possa correre con una lista diversa da Forza Italia.